Ad oggi noi, a oggi alle 11 di questa mattina, abbiamo circa 52 classi interessate dalla presenza di un soggetto positivo, alunno, studente o insegnante, in più o meno 52 scuole diverse. In quarantena effettiva sono al momento 17 i soggetti positivi, intesi bambini piccoli, scuola materna o elementare, o ancora i casi secondari che in questo momento si attestano in 7 classi, e poi si devono contare le 5 classi chiuse a Valdagno. L'emergenza oggi nel territorio vicentino è la gestione del tema positività a scuola, in particolare l'aspetto organizzativo di rapporto con le istituzioni scolastiche. Sta molto lavorando anche la cosiddetta volante scuole, ne abbiamo un'unità fissa e una che installiamo a bisogno, ma abbiamo appunto possibilità di fare i tamponi rapidi in classe, quindi impattando meno anche dal punto di vista organizzativo per le famiglie e per le scuole, più o meno 5-6 scuole a ogni giorno. Poi c'è il tema sociale, i giovani, la movida, il venir meno del rispetto del distanziamento sociale della mascherina. Quando viene intercettato un positivo diventa particolarmente complicata l'indagine epidemiologica, ovvero il cosiddetto contact tracing. Uno studente inserito in una vita sociale normale ci porta almeno 15-20 persone. Tantissime infine le richieste di tampone, il centralino dello slotto, 5-6 linee in funzione, squilla in continuazione, una situazione in continua evoluzione anche dovuta al cambio delle normative che vede per esempio paesi uscire ed entrare nella blacklist, ma si continua a viaggiare anche se non per diletto. Viaggia in questo momento soprattutto per lavoro, per cui noi abbiamo tante chiamate, tanti rapporti con le ditte che appunto dal nord-est vicentino inviano, in questo momento soprattutto